Ciao a tutti, in questo breve video vedremo come funziona l'interfaccia per il gioco online dei tarocchi siciliani su virtualtabletop.io. Abbiamo creato questa piccola applicazione in modo da consentire a tutti di giocare anche a distanza online e riprendere quindi le attività dell'associazione di tutti gli ospiti e simpatizzanti. E a partire dal 26 marzo ci sarà il secondo campionato di tarocchi siciliani che si svolgerà appunto in modalità online grazie a questa applicazione. Molto semplicemente l'applicazione, vedete, consente di ritrovarsi su qualunque browser, su qualunque dispositivo, e condividendo semplicemente il link che vedete in alto, e quindi l'operatore, diciamo l'organizzatore, creerà i tavoli e quindi basterà condividere i link ai giocatori assegnati al tavolo perché questi possano entrare e giocare appunto allo stesso tavolo. Avete come vedete a disposizione il mazzo e tutta una serie di funzioni per velocizzare e automatizzare il gioco. All'inizio i giocatori prenderanno posto semplicemente, se non già indicato dagli organizzatori, mettendo i vari nomi al posto degli elementi giocatore, quindi sono delle etichette, diciamo, personalizzabili. Quindi mettiamo dei nomi ad esempio, e in questo modo molto semplicemente diventerà più facile individuare qual è la propria posizione e seguire la turnazione la normale turnazione del gioco. Ok, e, e qua mettiamo pure un altro nominativo, tanto per avere il quadro d'insieme della situazione. Dopodiché, mettiamo uno più breve. Dopodiché si può procedere alla distribuzione. Nei tarocchi, come sapete, le carte si danno a 5 e 5, quindi è già automatizzata la possibilità di dare le 5 carte. Queste maniglie, dove compare il numero di carte della pila, consentono di spostare le carte nella mano in maniera, diciamo, complessiva, quindi senza spostarle una per volta, cosa comunque possibile con il drag and drop, tenendo premuto col tasto sinistro o tenendo premuto su un dispositivo come un tablet touch. Si può sempre ordinare la mano e procedere poi con la distribuzione successiva, quindi c'è la possibilità di dare le ulteriori carte. Gli indicatori dicono sempre quali sono le carte in gioco, ovviamente, cioè il numero di carte delle varie pile. Una volta che tutti avranno preso le carte, ovviamente in questo caso nessuno prende le altre carte, quindi le sposto solo didatticamente nello spazio pigliate. Anche il gioco della carta è molto, molto semplice. La fase di dichiarazioni si può gestire grazie alle teste di dichiarazioni, quindi i vari giocatori potranno semplicemente mettere nei loro spazi di dichiarazione appunto il tipo eh, di dichiarazione che vogliono attuare e quindi visivamente, anche se il gioco sarà sempre affiancato da una chat vocale, solitamente su Discord, sul canale Discord dell'associazione, si potrà comunque visualizzare chi è che ha fatto la dichiarazione appunto relativa a quella mano. Dopodiché, ovviamente, anche la gestione del monte si può fare tramite questo tasto che distribuisce il monte. Il giocatore potrà prenderlo e poi riposizionarlo e prima di assegnarlo al giocatore c'è la possibilità di scoprirlo con un semplice clic. In questo caso, vabbè, supponiamo semplicemente di riporlo già nelle prese vinte e andiamo avanti. Anche la singola mano viene automatizzata perché al gioco della carta di ognuno, in questo caso in modo assolutamente casuale, ovviamente segue la presa dei punti e delle carte da parte del vincitore della mano. In questo caso il giocatore Amedeo avrebbe cliccato su raccogli prese e in automatico le prese vanno nella sua pila appunto delle prese effettuate. A fine partita, quindi tutto procede nello stesso modo, a fine partita ovviamente anche la fase di conteggio dei punti è facilitata e automatizzata perché basterà disporre tutte le carte di una delle due parti in gioco, ad esempio ipotizziamo queste, nello spazio di conteggio, cliccare su verifica punti e verranno automaticamente calcolati i punteggi delle carte, quindi quelli che attribuiscono il punteggio della rimatura, il punto gioco e la rimatura, e verranno fatte le verifiche automatiche anche sulla presenza dei 4 re, in questo caso non presenti, non disponibili, e delle 4 aree o 5 aree che saranno segnalate. Anche il controllo sulla scommessa che ovviamente deve essere sempre dichiarata all'inizio, ma quelle sono cose legate al gioco.
Altri elementi che vengono ingranditi soltanto col passaggio del mouse consentono di avere anche il quadro promemoria sui punteggi, sugli obiettivi del gioco e sui punteggi delle carte, che per i nuovi giocatori è una cosa che facilita, diciamo, il procedere del gioco se dovessero venire dei dubbi. Buon divertimento, vi informiamo sulle date dei vari eventi.